La siccità di quest'estate sta lasciando i segni non solo nelle città, con la scarsa portata di fiumi e canali, spesso infestati dalle alghe, anche in montagna i segni del cambiamento climatico sono visibili e le ondate di calore e i conseguenti eventi meteorologici violenti mettono a rischio l'ambiente montano. Il tema della siccità è un tema che riguarda anche la montagna, ovviamente la riduzione dei ghiacciai comporta una riduzione della disponibilità idrica nel periodo estivo prevalentemente e direi che l'altro tema molto importante è quello degli eventi estremi che si ripercuotono anche sulle montagne con fenomeni disastrosi che sono legati poi a dissesti, a schianti di alberi e via dicendo. Quindi si scappa, si va in montagna, ma in realtà anche la montagna è coinvolta in problematiche legate al cambiamento climatico. Come ogni anno l'Università di Padova lancia la campagna glaciologica partecipata per sensibilizzare anche i cittadini alla grave situazione in cui versano i ghiacciai. Il ghiacciaio della Marmolada non sta bene ovviamente, e noi faremo questa campagna glaciologica partecipata il 5 settembre proprio perché vogliamo coinvolgere le persone e sensibilizzarle sull'agonia di questo ghiacciaio e su ciò che questo comporta in termini di ricadute ambientali e idriche su tutto il sistema, diciamo così, dell'acqua regionale. È importante conoscere la montagna e i suoi rischi. Il calore è una delle cause di frane e smottamenti e in questo periodo in cui si assiste al fenomeno dell'overtourism nei paesi montani bisogna evitare di mettersi a rischio. L'overtourism è l'epifenomeno di un cambiamento climatico che ovviamente vede la gente scappare dalle ondate di calore, però dall'altra parte c'è un movimento più silenzioso e più diciamo, profondo di persone che stanno cominciando a pensare di trasferirsi in quota e quindi al di là diciamo così, dei fenomeni di concentrazione turistica diciamo, nel periodo estivo, sempre più persone stanno cominciando a immaginarsi una vita in quota proprio per diciamo così, ripensare al rapporto con la città.